In Austria l'ondata dei profughi induce nella società civile una grande prova di umanità. La Slovenia, messa sotto pressione dagli arrivi dei richiedenti asilo, cerca solidarietà in Europa. La Grecia, che sta aiutando gli immigrati che entrano in Europa, deve fare i conti con la finanza di Bruxelles. In un clima di incertezza politica ed economica, la Croazia va al voto per il rinnovo del Parlamento. Alexander Hemon, romanziere bosniaco che ha fatto fortuna scrivendo in inglese negli Stati Uniti. La rotta dei Balcani termina a Spielfeld, confine tra Slovenia e Austria. Lo attraversano fino a 8.000 profughi al giorno nelle ultime settimane. Sono soprattutto famiglie, vengono da Siria, Iraq, Afghanistan. Wir versorgen die Menschen mit dem Allerwichtigsten nach den langen Reisestrapazen. Diamo alle persone le cose più importanti dopo gli strapazi del viaggio. Abbiamo organizzato brande con coperte per riposarsi, assistenza medica di base e ovviamente distribuiamo cibo, acqua, banane, pane. Toastbrot, genauso wie Decken. Chi arriva in testa alla fila sale sugli autobus diretti ai centri di prima accoglienza sparsi in tutta l'Austria. Dietro altri aspettano il loro turno. Dietro ancora altri appena arrivati assistiti nelle grandi tende. È importante permettere alle persone di andare avanti. Se sanno che il loro viaggio può continuare, si sentono tranquille e sicure. Il flusso non deve interrompersi, altrimenti la situazione precipita. Dall'inizio dell'anno sono arrivati in Austria 500.000 profughi. Non pochi tra loro hanno una buona, talvolta ottima formazione. Si stima che 80.000 chiederanno asilo politico qui e si fermeranno. Gli altri vanno avanti. Destinazione dei più, la Germania. Voglio andare in Germania. And why Germany? Perché è un paese molto buono. It's good for us, for Syrian. La Germania è un buon paese per noi siriani, per le persone che hanno un mestiere. War in countries. Io penso di restare qui. Sì, qui in Austria. In Germania crescono le voci di chi vuol chiudere le porte ai profughi. La Baviera accusa Berlino e Vienna. A Merkel dice non ce la facciamo. Al cancelliere austriaco Faymann rimprovera di spingere i profughi verso la Germania. Chi studia i flussi migratori dice che c'è da essere molto preoccupati. Il fenomeno migrazione mette a nudo la debolezza dell'Europa. Abbiamo un sistema europeo per i richiedenti asilo, ma nessuno lo rispetta. E vediamo anche che la solidarietà tra gli Stati europei si sfalda di fronte a questa prova. Si sfalda proprio. I volontari che alla stazione centrale di Vienna aiutano i profughi danno una bella dimostrazione di cultura dell'accoglienza. È un gruppo spontaneo formatosi in settembre ai primi arrivi dalla rotta dei Balcani. Wir haben Christen, wir haben Moslems, wir haben die Sikhs, wir haben Juden, die hier helfen. Qui ci sono cristiani, musulmani, sikh, ebrei, giovani, vecchi e classi scolastiche ci vengono ad aiutare. Prima un gruppo di pensionati è venuto a chiedere cosa potevano fare e ci sono anche laureati. Molte persone si sono date da fare e continuano a impegnarsi. Il cancelliere Werner Faymann le ha ringraziate durante le celebrazioni per i 60 anni dalla nascita della Repubblica Austriaca. L'aiuto dei singoli è necessario, ma non basta, dicono gli osservatori. Trovo notevole questa scossa che ha attraversato la società civile di questo paese. Fa piacere, ma temo che la società civile non possa compensare ciò che dovrebbero fare le istituzioni statali. L'Europa è vista dai profughi come la salvezza, ma se l'Europa di fronte a questa crisi non troverà unità d'azione, non riuscirà a salvare se stessa. Un
fiume umano, 7.000 disperati in marcia verso l'agoniata Europa. Immagini che la stessa Europa difficilmente dimenticherà. È successo solo 2 settimane fa, alle nostre porte, al confine tra la Slovenia e la Croazia. Sarà ricordata come la seconda ondata. Da inizio ottobre sono entrate in Slovenia oltre 150.000 persone, solo 67 hanno chiesto asilo. Ora queste immagini non si vedono più. La vita sembra essere tornata alla normalità, ma è una normalità solo apparente perché i profughi continuano ad arrivare, ma arrivano in treno direttamente dalla Croazia, accompagnati da poliziotti croati. Ad accoglierli alla stazione ferroviaria di Dobova, la prima in Slovenia dopo il confine croato, le forze di polizia e i militari. Alle 11 del mattino, l'ora del nostro arrivo, 2 treni hanno già portato oltre 2.000 persone. Nel pomeriggio e nella notte ne arriveranno altre a bordo di altri treni. Poi gli autobus portano i migranti nei centri di identificazione. Sono esausti, non hanno voglia di parlare con noi. Questa famiglia vorrebbe raccontarci qualcosa, ma non riusciamo a capirci. Sono siriani, lei è incinta di 8 mesi. Where are you from? Afghanistan. Where are you going? Austria, Germany? Germany. Questa ragazza irachena invece è in viaggio da 3 settimane. And Macedonia, and Serbia, and Croatia, and here. Non sappiamo dove andremo, ma intanto andiamo, ci dice. We don't know, we just go. Nella zona di Brežice, lungo il confine, sono stati allestiti ben 5 centri temporanei dove le persone vengono registrate e visitate da personale medico. I rifugiati vi restano per un giorno, il tempo di riposare. Sono centri di identificazione gestiti dalla polizia che nelle ultime settimane è affiancata dall'esercito, al quale Lubiana ha dato poteri straordinari per gestire l'emergenza. Dopo l'identificazione il viaggio della speranza continua, si ritorna alla stazione e si riparte alla volta dei centri di accoglienza sparsi nel paese oppure al confine con l'Austria. Arriviamo a Schentil verso le 16 e l'immagine che vediamo è questa: 2500 persone ammassate dietro il recinto, bambini che rischiano di essere schiacciati, ma nessuno vuole perdere il posto e nel frattempo un altro fiume di persone si aggiunge alla massa. L'aria è fredda e sta per calare la notte e mentre la gente si scalda bruciando quello che riesce a trovare ci arriva il dato della polizia. Quel giorno sono entrate in Slovenia 8.500 persone, in quasi 9.000 sono ripartiti. E così quasi ogni giorno. Sono numeri impressionanti dietro ai quali però si celano storie di disperazione che si impongono davanti ai nostri occhi. Sono volti di esseri umani esausti, infreddoliti e disposti a tutto pur di non tornare indietro. A Zagabria il loro concerto è stato un avvenimento, trascinante il rock dei Kebez Daul, gruppo siriano costretto all'esilio dalla dittatura di Assad e dal fanatismo religioso dell'ISIS. I musicisti sono scappati da Damasco dopo che il batterista del gruppo, Rabia al-Ghazi, è stato assassinato, probabilmente dai servizi di sicurezza di Assad. Hanno trovato rifugio prima in Libano, poi in Turchia, da dove via mare sono sbarcati in Grecia per arrivare da lì a piedi, attraverso la Macedonia e la Serbia, fino in Croazia, un viaggio di 1700 chilometri. A Zagabria hanno raccontato la loro storia ad alcuni pacifisti croati che hanno subito organizzato concerti di beneficenza a favore degli immigrati, chitarre elettriche, ritmo e liricità orientale. Kebez Daul è il nome del pane che il regime di Assad garantiva al popolo. Il primo paese europeo ad essere investito dalla marea dei profughi e immigrati è la Grecia, una massa di disperati che preme sulla società ellenica già impoverita dalle politiche economiche imposte dalla Troika. Il premier Alexis Tsipras, con Syriza, il partito che riunisce la sinistra, e i nazionalisti di ANEL, suoi alleati di governo, sta tentando di avviare un risanamento economico anche con una politica di investimenti pubblici nell'infrastruttura. La Grecia continua ad avere fiducia in Tsipras che, malgrado le pressioni straniere, soprattutto tedesche, in un anno ha vinto 2 elezioni parlamentari e il referendum sul piano di salvataggio.
In ottobre il Parlamento di Atene ha adottato le prime misure previste dall'accordo con i creditori internazionali, accordo che ha portato alla rottura tra Tsipras e l'economista Varoufakis. Argyris Panagopoulos dell'Ufficio internazionale di Syriza spiega i motivi per cui i greci continuano a credere in Tsipras. Noi abbiamo fatto un accordo che non si prevedono tagli sui stipendi, sulle pensioni, non si prevedono licenziamenti e la gente sta molto più tranquilla per il suo futuro. Dobbiamo fare molti sacrifici ancora, però saranno in pieno accordo della società greca e per di più sposteremo il peso della crisi dai meno fortunati, da quelli che sono colpiti dalla crisi, a quelli che non hanno pagato il peso della crisi ancora. La capacità di Tsipras di fare politica sembra fare breccia nel fronte dei creditori internazionali. È sempre più palese lo scontro tra la rigidità del ministro delle finanze tedesco Schäuble e i creditori statunitensi che vogliono evitare il fallimento della Grecia. Uno Stato fallito non può onorare i propri debiti, ma Atene cosa fa per incentivare gli investitori stranieri? Prima di tutto far diventare la Grecia un paese normale, senza clientelismi, senza corruzione, con un Stato normale per le attività economiche, che le regole non si cambiano con ogni governo, con ogni ministro, con tutti questi affari loschi che abbiamo avuto nel passato. La prima cosa è la stabilità del paese. Non migliora però il rapporto con la Germania, malgrado Atene abbia fatto a Berlino molte concessioni. Quest'estate, per fare approvare il piano di salvataggio, Atene è stata costretta a vendere sotto prezzo a una compagnia tedesca 14 aeroporti, l'Argenteria di famiglia, andata per appena 1 miliardo e 230 milioni di euro. La vendita era stata concordata dal governo conservatore di Samaras, ma Tsipras ha accettato quello che agli occhi dell'opinione pubblica greca e non solo era un ricatto. La signora Merkel fa molto moralismo, però tutte le grandi tangenti che hanno pagato in Grecia i politici sono da imprese tedesche, però i tribunali tedeschi negano di dire a chi hanno pagato le tangenti in Grecia, sia i politici corrotti sia gli imprenditori corrotti. Perché non ci aiutano a combattere l'evasione fiscale e la corruzione in Grecia, visto che loro sono stati dei grandi corruttori? La magistratura di Atene sta indagando sulle tangenti che hanno preceduto l'acquisto da parte della Marina di 2 sottomarini di fabbricazione tedesca. Ai contribuenti greci sono costati più di 1 miliardo di euro. L'ultima tranche del pagamento è stata approvata dal Parlamento greco nel 2010, all'epoca del primo intervento europeo di salvataggio della Grecia. Tra il 2010 e il 2014, gli anni peggiori della crisi, i governi greci, sia conservatori che socialisti, hanno acquistato dalla Germania attrezzature militari per un valore pari a 551 milioni di dollari. Alle elezioni parlamentari in Polonia trionfa la destra anti-europea. Il partito Diritto e Giustizia del leader Jarosław Kaczyński ha raccolto più del 39% dei voti e potrà formare da solo il governo. La premier sarà Beata Szydło. Piattaforma civica della primo ministro uscente Eva Kopacz si è fermata al 23% dei consensi. La sinistra non sarà rappresentata nel Parlamento. Kaczyński ha già annunciato che la Polonia, seguendo l'esempio dell'ungherese Orban, chiuderà le frontiere all'immigrazione. I croati oggi votano per rinnovare il Sabor, il Parlamento e per scegliere il nuovo governo. A contendersi la vittoria sono 2 grandi blocchi, la coalizione di centrosinistra guidata dal premier uscente Zoran Milanovic e l'alleanza delle destre formata da Tomislav Karamarko, leader della HDZ, la Comunità Democratica Croata e il partito fondato dal defunto Franjo Tuđman. I sondaggi danno in vantaggio la HDZ, ma il professor Elvio Baccarini, filosofo e politologo dell'Università di Fiume, ricorda come in Croazia, nelle ultime tornate elettorali, i sondaggi si sono rilevati completamente inaffidabili. È imprevedibile, sarà più importante quello che succederà dopo, cioè le coalizioni che si formeranno dopo le elezioni. La proposta elettorale del centrodestra riecheggia le idee del premier ungherese Viktor Orban. Karamarko e la Presidente della Repubblica Kolinda Grabar-Kitarović, anche lei della HDZ, hanno criticato pesantemente il premier socialdemocratico Milanovic sulla gestione della crisi dei profughi. In un mese, attraverso il paese, dalla Serbia verso l'Ungheria e la Slovenia, sono passati circa 150.000 profughi. Non credo che sarà un fattore che influirà molto. Credo che i temi che interessano alla popolazione croata siano diversi, soprattutto temi che riguardano la stabilità economica e la giustizia sociale.
I socialdemocratici pagano lo scotto di aver gestito lo Stato negli anni della recessione mondiale. Dopo 4 anni sono un po' in crisi, come un po' il centro-sinistra in tutta l'Europa, visto che il centro-sinistra, direi ovunque o quasi ovunque, si è concentrato su temi di libertà individuali e di moralità pubblica, è una cosa che lodo, però c'è stata una grandissima ambiguità per quanto riguarda l'uguaglianza sociale. Lo scontro politico è concentrato sul duello tra i socialdemocratici e la HDZ. Sia a destra sia a sinistra di questi due blocchi esistono però partiti che potrebbero superare lo sbarramento elettorale del 5%. Molti elettori sono indecisi o non andranno a votare. Per la prima volta da quando la Croazia è diventata indipendente, durante la campagna elettorale non si è dibattuto del passato, della storia, soprattutto del periodo comunista. C'è stata la sensazione da parte delle elite politiche che utilizzare ancora alcuni argomenti che sono stati discussi in maniera esaustiva, anzi fin troppo negli anni successivi, avrebbe semplicemente danneggiato la prima parte politica ed esposto a critiche facili di superficialità e di mancanza di idee, mancanza di programmi concreti. Milanovic e Karamarko in campagna elettorale hanno evitato temi storici anche per non alienarsi possibili alleati di governo. Ago della bilancia potrebbero essere sia i deputati che rappresentano le minoranze nazionali, sia gli autonomisti della Slavonia, una formazione della destra radicale che recentemente ha costituito anche una propria formazione paramilitare. Romania è in lutto per la tragedia della discoteca Collective. In un incendio causato da fuochi pirotecnici sono morti 32 giovani, più di 180 i feriti. La sala era senza uscite di sicurezza, aveva però i permessi per l'agibilità, permessi, si sospetta, ottenuti con la corruzione. Grande l'emozione e la rabbia nel paese. A Bucarest c'è stata una manifestazione spontanea contro la corruzione. Centinaia di migliaia di cittadini che hanno costretto il governo del socialista Victor Ponta alle dimissioni. Aleksandar Hemon è sicuramente lo scrittore bosniaco vivente più conosciuto nel mondo. La definizione scrittore bosniaco è però riduttiva. Nato a Sarajevo nel 1965, nel 1992, all'inizio della guerra bosniaca, si trovava negli Stati Uniti per una borsa di studio. Decise di non tornare in patria. In America, a Chicago, mise su famiglia e soprattutto iniziò a scrivere in inglese, con un immediato successo sia di pubblico che di critica. Ma Hemon come si definisce? A che canone letterario ritiene di appartenere? Non credo nel concetto di canone letterario, è superato. In America non esiste più una gerarchia letteraria ai cui vertici ci sono degli scrittori bianchi, anglosassoni e soprattutto già defunti. È un bene che questo concetto si sia allargato. Io forse appartengo al canone americano, ma nello stesso tempo faccio parte anche della letteratura bosniaca, anche se questo canone non si è costituito nemmeno nel senso più strettamente nazionalistico. La Bosnia multiculturale, però, anche con la sua diaspora, può includere un'infinità di voci e modelli nel suo spazio letterario. Il nonno di Hemon era ucraino e dopo la prima guerra mondiale si trasferì a Sarajevo. Partendo da questa storia familiare, abbiamo chiesto allo scrittore di fare un paragone tra le guerre di Bosnia e Ucraina, tra queste due tragedie. Prima di tutto non sono tragedie, non sono provocate dal volere degli dei o del fato. Queste guerre sono state provocate da scelte politiche. Mi sembra che Putin stia copiando il leader serbo Slobodan Milosevic. Putin, nei confronti dell'Ucraina, si sta comportando esattamente come Milosevic agiva contro la Bosnia e la Croazia, creando repubbliche indipendenti e secessioniste. Putin usa questi secessionisti per controllare i vicini e per trattare con l'Europa. Europa che, come ai tempi della guerra bosniaca, anche in Ucraina è completamente compromessa dalla propria incertezza e insicurezza. La regista Jasmila Zbanic ed altri intellettuali stanno tentando di formare una rivolta civile dei bosniaci contro le nomenclature nazionaliste che con la corruzione e il malaffare stanno distruggendo lo Stato.
Sono amico di Jasmila Zbanic, ma essendo più vecchio sono anche meno ottimista di lei. In Bosnia ed Erzegovina la situazione è insostenibile a causa della guerra e degli accordi di Dayton che consentono alle elite nazionaliste di saccheggiare il paese. Temo che la Bosnia, come Stato, sia condannata alla disgregazione, ma non per un conflitto etnico come molti credono. Ho paura che lo sfarinamento della struttura statale sarà provocato da fattori esterni, cause naturali, come ad esempio le alluvioni o i cambiamenti climatici o il crack finanziario dell'Europa. In Bosnia è più probabile il caos totale che non una nuova guerra etnica. Nel febbraio del 2014 in Bosnia scoppiò una rivolta contro la corruzione, la povertà, la disoccupazione. Durante la sommossa furono bruciati molti edifici pubblici a Sarajevo, Tuzla e Mostar.